Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Sicily by Car ancora nel mirino, attentato in via San Lorenzo, incendiate 9 auto e 2 furgoni, terzo atto intimidatorio contro la nota azienda di autonoleggio Dragotto, sono dei delinquenti, in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, 8 fermi nella notte e la prima risposta delle istituzioni all'escalation di violenza a Palermo, sono accusati di tentato omicidio, intimidazione, danneggiamenti, estorsione e mafia. È partita da Siracusa l'inchiesta che ha smascherato una truffa milionaria in tutta Italia con il super bonus 110%, sequestrati in 13 città, crediti fiscali per $500 miliardi. L'inchiesta sul ponte sullo Stretto, si dimette dall'incarico al CSM l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, uno dei 3 indagati. A Mascalucia, nel catanese, è denunciato un 17enne a scuola con il coltello nello zaino. La lama era lunga 19 centimetri. Stress termico, i sindacati tornano a chiedere un'ordinanza per tutelare i lavoratori dall'afa durante le ore più calde. A Niscemi, 5 isolati del quartiere Sante Croci escono dalla zona rossa. I residenti potranno rientrare a casa dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. E poi il calcio, Catania in cerca di operatività, individuati da tempo i nomi di Varrà e Caserta. Adesso serve concretizzare per dare il via definitivo alla prossima stagione. Dunque, ben trovati, Sicily by Car ancora nel mirino, attentato in via San Lorenzo, incendiate 9 auto e 2 furgoni, terzo atto intimidatorio contro la nota azienda di autonoleggio Dragotto, sono dei delinquenti, in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Marco Gullà. Ancora fiamme, per la terza volta la Sicily by Car finisce nel mirino. Intorno alle 2 di notte è stato appiccato l'incendio nel magazzino di via San Lorenzo. È lo stesso dove tra il 20 e il 21 marzo un commando di 3 persone aveva sparato una raffica di Kalashnikov. Le vetture danneggiate sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Dalle prime indagini emerge che a compiere il raid sono stati 3 malviventi che hanno impiegato appena 1 minuto e 12 secondi per appiccare l'incendio e darsi alla fuga. Uno degli attentatori è rimasto ferito. Questa mattina il deposito si presenta così, un cimitero di auto. Tommaso Dragotto ha già detto che non si piegherà mai al racket e lo ha ribadito: non ho nulla da dire se non che sono dei delinquenti, non sappiamo cosa vogliono, se lo sapessi l'avrei detto le volte scorse. E dopo l'ennesimo atto intimidatorio questa mattina si è riunito in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Massimo Mariani, per fare il punto sull'emergenza criminalità. Una riunione, ha detto Mariani, utile per registrare e verificare le misure già in atto. Il lavoro da fare è tanto, ma le istituzioni sono presenti e lavorano incessantemente. Prima risposta delle intimidazioni all'escalation di violenza e intimidazioni a Palermo, 8 fermati nella notte per tentato omicidio, intimidazione, danneggiamenti, estorsione e mafia. Maglio Viola. Mentre andava a fuoco il deposito della Sicily by Car a San Lorenzo, polizia e carabinieri facevano scattare i primi 8 fermi per altrettanti indiziati di delitto. È una prima risposta proprio all'escalation di violenza e di intimidazioni nella zona nord di Palermo, dove si trovano anche i depositi di Dragotto. Sono 3 le vicende ricostruite da polizia e carabinieri, innanzitutto la sparatoria di via Don Minzoni e del mercato di via Montalto. 2 sono i fermati per i colpi di Kalashnikov contro l'abitazione di via Don Minzoni. Da quella intimidazione nella notte fra il 29 e il 30 aprile sarebbe scaturito il tentato omicidio del pomeriggio successivo del 30 aprile nei pressi della macelleria del mercato di via Montalto, una spedizione punitiva a tutti gli effetti. Gli altri 2 fermati sono gli autisti dei ciclomotori usati per la sparatoria, per tutti sono scattate anche le aggravanti di mafia. Altri 2 giovani sono accusati del furto di un'autovettura dalla polizia di San Lorenzo, avrebbero rubato l'auto usata per l'attentato incendiario ad una stazione di servizio con autolavaggio di via Lanza di Scalea. Infine i carabinieri hanno fermato i 2 giovani che avrebbero lasciato le bottiglie di benzina con le richieste di 5.000 euro in 8 esercizi commerciali fra Sferracavallo e Isola delle Femmine. Le indagini continuano per identificare numerosi altri responsabili di agguati attentati. Per queste vicende a Palermo è attesa la visita del ministro Piantedosi, al quale questa mattina ha telefonato il presidente della regione Renato Schifani, complimentandosi per questa prima brillante risposta.
È il corpo senza vita di una donna catanese dell'apparente età di 60 anni è stato recuperato in mare da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Riposto, a circa 500 metri dalla costa di Praiola. La salma è stata trasferita a Catania. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. La Guardia di Finanza scopre una maxi frode legata al superbonus 110%, sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. L'operazione in 13 città italiane, tra le quali Siracusa e Messina. Francesca Loi. Più di $500 milioni risparmiato dallo Stato, crediti che stavano per essere messi sulla carta ad aziende che operavano nel superbonus 110%, in realtà sui conti di un'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia. Proprio per questa disfunzione di una normativa che aveva invece questa finalità positiva, che è fondamentale pensare al contributo di altre istituzioni dello Stato per intercettare così rapidamente questo tipo di disegno assolutamente fantasioso ma criminogeno che avrebbe danneggiato l'economia. 12 gli indagati, oltre 60 le aziende, secondo gli investigatori la maggior parte fittizie, che avrebbero dichiarato finti interventi milionari su 22 condomini, in diverse città italiane, tra cui Messina e Siracusa. Possiamo dirlo, la mente stava in Lombardia, le braccia invece in Abruzzo? Sì, sostanzialmente sì, la mente, esatto, sono una serie di professionisti lombardi e le braccia sono i commercialisti che inserivano questi dati in piattaforma e sono due professionisti originari operanti a Chieti. Ma è stata la banca dati dell'Agenzia delle Entrate a fare allargare il raggio dell'operazione. Grazie però ad una splendida sinergia operativa con i nostri organi centrali e con l'Agenzia delle Entrate centrali siamo riusciti ad avere una serie di dati difficilmente estraibili a livello locale che ci ha consentito di ampliare l'indagine su tutto il territorio nazionale. Al via oggi gli interrogatori di alcuni degli indagati nell'inchiesta sul CEFPAS, l'ente di formazione regionale. Secondo i suoi legali, l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha documentato la sua estraneità alle accuse di corruzione, in particolare all'accordo per consentire alla moglie del deputato regionale Riccardo Gallafflitto di lavorare ad Agrigento. Altri interrogatori sono slittati ai prossimi giorni. E cambiamo argomento, tiene banco l'inchiesta sul ponte sullo Stretto. Oggi le dimissioni dall'incarico nel CSM dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, uno appunto dei 3 indagati. È il luogo dove dovrebbe sorgere il pilone del ponte a Messina, è sempre più meta di turisti. Francesco Triolo. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo Stretto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM e il lancio dell'agenzia ANSA di questa mattina dopo aver appreso la notizia da fonti e lo stesso CSM. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece deliberato un compenso lordo di 27.000 euro l'anno. È il primo effetto di un domino destinato a proseguire, quello delle inchieste della Procura di Roma, che ieri ha evidenziato come i tentativi di corruzione fossero stati almeno altri 2 non andati a buon fine. Intanto la società Stretto di Messina ha voluto evidenziare come il consigliere d'amministrazione Giacomo Saccomanno non ha alcuna delega né poteri di rappresentanza della società. Peraltro, scrive l'amministratore delegato Pietro Ciucci, Saccomanno era membro designato dalla Regione Calabria e al rinnovo del CDA avvenuto lo scorso 29 aprile era stato sostituito. Insomma, il ponte sullo Stretto continua a tenere banco, tutto questo mentre sono sempre di più i turisti, in particolare i crocieristi che arrivano a Messina, che chiedono di andare a vedere da vicino lo Stretto e il luogo dove verrà realizzato il ponte. Questa mattina a Torrefaro, in meno di mezz'ora, almeno 5 pullman hanno scaricato oltre 200 crocieristi che, tra un selfie e una fotoricordo, hanno portato con sé la cartolina dello Stretto di Messina, nel punto in cui la Sicilia è più vicina alla Calabria. Sequestro record di droga a Catania, oltre 700 pasticche di metanfetamina rosa sono state trovate in un garage, erano già ripartite in dosi pronte per essere spacciate probabilmente ai più giovani. Questo tipo di sostanze sono spesso usate in discoteca. Il servizio di Eva Spampinato.
Un errore fatale lasciare i propri documenti accanto alla droga. È così che la polizia di Catania è risalita a un uomo di 58 anni arrestato dopo un maxi sequestro di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata in via 31 maggio, dove il cane antidroga Brisca ha segnalato la presenza di droga all'interno di un garage occupato abusivamente. Una volta aperta la saracinesca con l'aiuto dei vigili del fuoco, lo vedete, gli agenti hanno trovato mezzo chilo di marijuana, mezzo chilo di hashish già suddivisi per lo spaccio. Ma le sorprese non erano finite. In un barattolo per integratori, Brisca ha fiutato altre 716 pasticche di metanfetamina rosa, una droga sintetica particolarmente pericolosa. La successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha portato poi al ritrovamento di altra droga. Per Catania si tratta di un sequestro record di metanfetamine. Il 58enne è stato arrestato, lui stesso ha ammesso le proprie responsabilità. A scuola con un coltello di 19 centimetri nello zaino, 17enne originario di Petara denunciato dai carabinieri di Mascalucia dopo la segnalazione dei compagni e della dirigente scolastica. Tonino De Mana. Ormai sembra essere una moda, ma dopo l'aggressione al professore a San Vitolo Capo ferito con un fendente da un alunno, ogni situazione genera paura e perché no allarme. L'ultimo episodio è stato segnalato dai carabinieri a Mascalucia nel Catanese, dove un 17enne originario di Pedara è stato sorpreso con un coltello di 19 cm nello zaino. I carabinieri della tenenza di Mascalucia, intervenuti dopo la segnalazione arrivata in istituto, hanno denunciato lo studente per porto ingiustificato d'arma da taglio. A fare scattare l'allarme erano stati alcuni compagni e i vertici della scuola che lo hanno convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti. Il coltello, ritrovato nello zaino, è stato sequestrato. E un uomo accoltellato davanti al pronto soccorso a Canicattì, colpito alla testa, soccorso dai sanitari, è stato poi ricoverato. Si tratta di un 37enne che è stato appunto accoltellato alla testa davanti all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì ad Agrigento. L'uomo, che è risultato essere agli arresti domiciliari, è stato subito portato all'interno, visitato e medicato. I sanitari gli hanno applicato più punti di sutura alla testa e lo hanno ricoverato. Delle indagini si sta occupando la polizia, che ha già ascoltato i medici e chi si è occupato di soccorrerlo. E cambiamo argomento. 4 partiti su 5 del centrodestra tornano a blindare il governo Schifani per l'ultimo anno e mezzo di legislatura, ma si continua a discutere di un candidato diverso per il 2027, vertice segreto di un albergo palermitano. Maglio Viola. No ad elezioni anticipate in Sicilia, ma il candidato alla presidenza della regione potrebbe non essere più Renato Schifani nel 2027. Sembra essere questo il punto di mediazione fra i partiti del centrodestra in Sicilia. Un punto di mediazione maturato a Roma e riportato a Palermo durante un vertice segreto a Villa Igea. Nessuno ne parla, ma la merce di scambio appare chiara nelle dichiarazioni degli alleati. C'è Sbardella, il commissario di Fratelli d'Italia, che già avanza candidatura e sostiene che se il candidato non sarà Schifani non è detto che debba essere di Forza Italia, e i meloniani hanno nomi già pronti. A Schifani si stringono intanto la Lega quanto la DC. La prima chiede di rinnovare la fiducia al governatore, la seconda di stringere patti chiari di fine legislatura. Ma a scalciare sono gli oppositori interni in Casa Azzurra. Pronto per candidarsi c'è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che però le elezioni le vuole subito o ritirerà la disponibilità. Sullo sfondo c'è la corsa dell'eurodeputato Marco Falcone, che vorrebbe tentare la sorte per la presidenza, ma non solo con la coalizione, sarebbe pronta ad aggiungere una sua lista civica. Per Schifani sarebbe pronta anche la exit strategy, che non sarà però la vicepresidenza del CSM a ottobre. L'ipotesi è quella di un rimpasto a Roma, con Urso che lascerebbe il posto a Foti, che porterebbe con sé anche la delega agli affari europei, mentre tornerebbe a nascere in questo modo il Ministero per il Sud, attualmente divenuto un dipartimento della Presidenza del Consiglio. Quel ministero potrebbe essere offerto a Schifani. Di meno di così proprio non si può, ma sono soltanto voci. Al momento l'ultimo anno e mezzo di legislatura appare blindato e intoccabile in Sicilia. Preso a calci e pugni per rubargli lo scooter a Ramacca, un 17enne è stato aggredito in piazza. Ha provato a difendersi, ma l'aggressore l'ha minacciato con un coltello, subito affiancato dal branco di altri 4 giovani violenti. Eva Spampinato.
Stava chiacchierando con un amico seduto sul suo scooter in piazza Umberto I a Ramacca, quando un ragazzo si avvicina con passo prepotente, lo spinge con forza, così all'improvviso, senza che il giovane potesse avere il tempo di capire cosa stesse accadendo. Poi le botte, i calci, i pugni e il tentativo di rubargli lo scooter. Il giovane di 17 anni prova a difendersi utilizzando il casco, ma a dare manforte all'aggressore, che l'ha minacciato anche con un coltello, arrivano altri 4 ragazzi. Al 17enne non resta che abbandonare il motorino e scappare. Dalla visione delle telecamere della zona i carabinieri riconoscono l'aggressore, che poco dopo si presenta in caserma accompagnato dal padre. Per lui è scattata la denuncia. Lo scooter invece, che era stato rubato da un componente della baby gang, ora sotto la lente degli investigatori, è stato ritrovato poco distante. Stress termico, i sindacati chiedono che si adotti immediatamente l'ordinanza salvavita per i lavoratori esposti alle elevate temperature estive. Il servizio di Orazio Longo. Subito l'ordinanza che permetta di sospendere nelle fasce orarie critiche le attività dei lavoratori esposti alle elevate temperature estive, a cominciare dal settore agricolo. È quanto chiesto dai sindacati nell'incontro che si è tenuto a Palermo all'assessorato regionale al lavoro sul tema dello stress termico. Le sigle sindacali hanno ribadito la necessità di adottare immediatamente l'ordinanza che definiscono salvavita e hanno sollecitato la regione all'iter per il varo del protocollo, un accordo per cui è indispensabile, sottolineano i sindacati, l'adesione delle imprese oggi assenti all'incontro. Chiediamo inoltre ai datori di lavoro di mettere in condizione ai lavoratori di potersi refrigerare durante l'attività e di creare dei luoghi dove questi lavoratori, nel caso di sole forte, possono avere dei luoghi ombreggiati. Chiediamo inoltre anche agli ispettorati di lavoro di vigilare affinché questa ordinanza sia rispettata in tutte le aziende. CGIL, CISL e Will Sicilia hanno confermato l'esigenza di inserire fra le categorie già indicate nella precedente ordinanza anche quella dei lavoratori delle vetrerie, dei servizi alla persona, dei lavoratori impiegati in capannoni industriali non climatizzati, degli operatori dell'igiene ambientale, ed è stata richiesta particolare attenzione per i rider che svolgono la propria attività in condizioni di maggiore esposizione. L'assessore regionale Albano dal canto suo ha confermato di essere già al lavoro per rinnovare anche quest'anno il protocollo d'intesa sullo stress termico, come già fatto nel 2025. Catania, SOS randagismo al cimitero. A TG Sicilia le testimonianze dei visitatori. Abbiamo paura da tempo, segnaliamo la presenza di cani, ma nessuno interviene. Tonino De Mano. Erba alta con alcuni vialetti quasi impercorribili, servizi igienici off limits ed ora anche l'emergenza randagismo. Un altro problema a Tanaglia, il cimitero di Catania, con branchi di cani che si aggirano tra i vialetti, mettendo paura ai visitatori, spesso costretti a fuggire per evitare di essere aggrediti. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005 e il video che vi mostriamo lo abbiamo ricevuto proprio da un nostro telespettatore. Ehi! Ma chi c'è? I cani randaggi entrano ed escono dal pericolante muro perimetrale del Camposanto, messo in sicurezza, si fa per dire, da queste transenne. Esasperati ed impauriti visitatori. Io ho paura, preoccupazione, sono io con mia moglie che sono quasi 5 anni che veniamo al cimitero tutti i giorni per nostro figlio e ormai sono qui di casa. Pericoloso molto per le persone che sono qua, devono stare molto attenti. Ho visto un'anziana che si è messa di paura e stava per cadere. Infatti è una cosa che il sindaco deve provvedere il più presto possibile. Lei quanti ne ha visti? Io 3 poco fa. No, dovrebbe intervenire naturalmente il comune, che i responsabili che ci sono all'ingresso, che non lo sanno, le lamentele praticamente glielo diciamo sempre. Da tempo si chiedono interventi per risolvere il problema del randagismo, intanto il decoro lascia sempre a desiderare, con un senso di abbandono che si può riscontrare in queste 2 immagini simbolo, la ruota appoggiata alla fermata dell'autobus e le guaine lasciate da mesi in prossimità di questo deposito di multiservizi. A 6 mesi dalla frana di Niscemi arrivano i risultati del nuovo monitoraggio della Protezione Civile. 5 isolati del quartiere Sante Croci tornano fuori dalla zona rossa. Gerry Italia. 6 mesi dopo l'evento franoso che ha colpito Niscemi, il nuovo report tecnico della Protezione Civile apre uno spiraglio per il graduale ritorno alla normalità e ridisegna i confini della zona rossa. Dall'incontro tra il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e l'amministrazione comunale emerge una rimodulazione della fascia di interdizione che, pur mantenendo il limite già passato da 150 a 100 metri dal ciglio della frana, libera nel quartiere Sante Croci 5 isolati che vengono esclusi dalla zona rossa grazie ai dati che ne attestano la stabilità. Non è più una questione di metri, ma è una questione
l'acquisizione di immobili che vengono puntualmente verificati e monitorati per la stabilità e la sicurezza, perché il tema chiaramente è quello di far rientrare le persone in assoluta sicurezza. Le analisi effettuate da Protezione Civile, Università di Firenze e CNR indicano una generale tendenza all'assestamento del fenomeno. Nel centro abitato i movimenti registrati sono limitati a pochi millimetri, mentre restano sotto osservazione le aree più vicine alla scarpata, in particolare nella zona Pirillo e nei pressi del plesso di San Giuseppe. Prima del rientro dei residenti sarà necessario comunque completare il ripristino dei servizi essenziali e gli interventi di messa in sicurezza. Stiamo parlando con le famiglie per poter consentire loro di rientrare e sistemare nuovamente le case che sono disabitate da mesi, e quindi la prossima settimana emetterò la ordinanza e quindi il numero puntuale lo comunicheremo ufficialmente. Il monitoraggio continuerà nei prossimi mesi per verificare l'evoluzione della situazione e consentire eventuali ulteriori modifiche alle restrizioni. E prima della pubblicità una bella storia è quella vissuta da una neomamma che ieri al Policlinico di Messina, a meno di 48 ore dal parto, si è laureata da remoto in scienze giuridiche direttamente dalla sua stanza d'ospedale. Il piccolo Maurizio doveva nascere intorno al 20 giugno, ma ha avuto fretta di venire al mondo, spiazzando un po' i piani della mamma. Diana Cariolo, 26 anni, prontamente ripresa, ha potuto discutere comunque la tesi, 2 percorsi di vita che si sono incrociati brillantemente. E tanti auguri a questa neomamma. Adesso una pausa e tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, si lavora nella sede del Catania per dare il via definitivo alla prossima stagione, nomi già individuati per i ruoli chiave, adesso serve entrare nella fase operativa. Marco Carli. Linea individuata, nomi pure, ora serve l'operatività. In casa Catania si guarda essenzialmente a questo. Tradotto, le figure di Varrà e di Caserta sono le 2 centrali, con il primo che si è già palesato al Massimino in occasione della partita con l'Ascoli. Ma con una proprietà straniera, in una situazione di congiuntura internazionale delicata, bisogna mettere in atto gli adempimenti burocratici che servono a sbloccare le somme per dare seguito alle attività di questa importante fase della stagione, ufficializzazione del direttore sportivo, dell'allenatore e di conseguenza mercato. Non c'è stato, come avevamo anticipato già lunedì, un CDA nel senso ufficiale del termine, ma le call fra i protagonisti si sono susseguite in questi giorni, dunque non manca l'interlocuzione con Grella a Catania e Pelligra già in Australia. Ora è chiaro che diventano fondamentali i tempi per non cancellare le linee tracciate e gli accordi presi, ma i temi restano identici: Varrà come DS e Caserta in pole fra i tecnici. Torre del Grifo, anche in questo caso si attendono segnali ufficiali per dare seguito alle parole di Pelligra di una settimana fa. Ipotesi possibile: primi giorni della nuova stagione a Catania per le visite, poi prima parte del ritiro fuori, a Norcia, e squadra in pianta stabile a Torre del Grifo dopo la partita in Coppa di Vicenza. Fra meno di un mese si comincia, serve operatività. E adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Bentornati al TG Sicilia, abbiamo 2 ultim'ora, ne abbiamo parlato in apertura dopo l'attentato intimidatorio della notte scorsa nei confronti della Sicily by Car. La prefettura di Palermo ha assegnato la scorta all'imprenditore Tommaso Dragotto, padron appunto della società. E poi ancora a Manchi, al CAS, provvedimenti cautelari per 5 dipendenti, inchiesta a Termini Imerese resa nota dal presidente del consorzio. La procura di Termini Imerese ha fatto notificare provvedimenti cautelari a 5 dipendenti del settore esazione del concorso del consorzio Autostrade Siciliane. Lo rende noto il presidente del CAS Filippo Nasca. L'inchiesta è stata avviata da una denuncia presentata nel 2025 dai vertici del consorzio. Ne parleremo approfonditamente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Per adesso è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.